Veigiano, la festa del gnocco numero 1! Evviva! Bravissimo! Che vengono anche da voi altri sto giro! Ciao Franco! Carissimo! Vedi che te faccio col zoom! Siamo qua dai signore! Ci mancava quest'anno, non l'abbiamo mai visto. Ma sono arrivato adesso l'ultimo giorno perché ero impegnato dappertutto. Beh sì, perché vedo orchestre, sempre in giro. Lavoro su YouTube parecchio. Metto tutto. Stai bene? Aspetta che avevo piedi più avanti che qua. Che devo trovare i chigliori qua. Veigiano numero 1, la festa del gnocco! Il filmatore è nato per voi! Cicco, è buoni anche! Wow. Te copro? Qui ho fatto lavoro. Dai, su espone bene. Infatti, ora saprò. È brutto, si rompe tutto, la macchina si rompe. Dai! Una volta che mi viene tutti i potevo i cornetti. Quanto carriera si è passata la pittura? Quanto carriera si è passata la È come un cavalletto. Ho fatto l'evoluzione. Eccomi qua! Con quelle braccia forti qua! Io 3x6. 3x6. Non fare lento però, Vero? Se vedo che mi sono fatto lavorare. Ah, ok. Se non passo avanti dopo che se mi vado avanti, Perché?
A casa, siete via. Potete qua, vieni. Non mi ricordi, Michele. Lei ha chiesto se la Vai, se può discutere. Dopo che hai fatto vedere a qualcuno. Vedo su YouTube, basta dare Renato Staccato Zillo su YouTube e le vedete. Ogni anno la metto io. Ah sì? Sono tutte là. Vabbè. Quest'anno lo metterò anche su Facebook. E basta che fate sempre Renato Staccato Zillo, andate su Facebook e trovate subito. Andate dove sono i video, là trovate i video di tutte le qualità, di orchestre, di un mio amico che è il numero 1 al mondo, Giuliano Calore da Padova, lui è il re del ciclismo estremo, ha fatto la leggenda. Sì, sì, lui l'unico senza manubrio a freni, si getta giù dallo Stelvio e tutte le salite ha fatto. C'è una roba, una cosa da non credere. Ha fatto l'ultimo suo record, lo ha fatto l'anno scorso a 77 anni e mezzo, tanto per dirti che razza è personaggio che è. Devi vederlo, lo so mi delle immagini, perché fa un film quest'anno, mi fa un film su un documentario. Cioè nessuno al mondo se riesce a imitarlo, nessuno. Si è occupato della gente, si capisce tanta gente non viene niente a fare. E ha un equilibrio, una forza fuori da normale. Cioè per fare lo Stelvio con una gamba sola. Pensavo altri che forza fisica, o se no nel ghiaccio, Ale che misurina, gli ha messo i paesi o con la bicicletta con le gomme lisce, passare tu in mezzo al ghiaccio. È una roba incredibile. Vado avanti, un abbraccio forte dal Filmador, alla festa del gnocco di Reggiano!